che abbiamo Frei Roviglio in aria. Buongiorno Frei Roviglio. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Come stai? Tutto bene? Bene, e te? Tutto Come tranquillo? che ti geri a piedi di fare programmi? No, sempre siamo di fare i programmi. Ma delle volte in questo momento lì si ora anche perché delle volte durano un pochettino di più anche a me la domenica. Non so, mica anche i frati che anche voi che mattina buon'ora tocca andare alla messa, pregare, far tanto. Mi delle volte a domenica faccio, gli anni passano, mi resto un pochettino più in letto. Ma te che hai visto che te che parla dei frati, Sì, adesso mi è fuori il ritorno di Naretto Pipetta di Pedro Parenti, no? sì, E allora lui voleva sapere dove che c'era la tomba mai cattata. sì. Dice forse gli si capa sbagliare che sia morto sto nanetto, dice, perché anche una volta un frate si è maritato per sbaglio. Sì. Nanetto Pipetta, sei lo dove? Nanetto Pipetta? E sente la tua anima di tutti quelli che devo fare il programma insieme con te e quelli che ascolta. Ma il Segane che provvisoriamente una volta là a Rio de Santa? Sì, lui era sapeva mia Noir, no? Sì. E lui gli ha domandato a Bernardo, dice ma che sei a fondo che la parte dell'acqua lì? No, dice non è fondo niente, te vedi che gli occhi il alcol per fuori. Sì. E lui pianta sereno, cara, della mia occhio, no? E quindi quello era senza confessione, niente, e tu sai che il tempo morì senza gioia e santi, Sì. dice che andava all'inferno. E lui ha visto il diavolo che si fregava le mani, che ha detto questo stavolta è mio. Sì. E non ha detto che quando veniva su, e ha tirato un suppione così, veniva fuori d'acqua, tutto mezzo ormai rosso, no? Sì. Ho visto il diavolo là che batteva le mani, dice questo è mio. Lui ha detto ti deve farti il culo. E il ha mergugliato sotto acqua e è andato fuori lì a Santa Teresa. Ah, ho E il capito. diavolo è ancora lì di ospitare. Ah, ho capito. Perché si dice che quando succedesse il ritorno di Nanetto Pipetta gli ha detto che il Segane ha provvisoriamente. Sì, per un allora buon è tempo. morto solo provvisoriamente perché finché non gli ha visto dove che l'era sto morto e finché io l'ho visto vivo allora lui ha detto ma mi sono morto solo provvisoriamente e adesso non morirà più perché è immortale solo quando viene il fine del mondo per i migranti. Sì. Se un giorno i nostri non ha più voglia di fare niente, di andare in giro, cattare altri posti, di far su famiglia, come in Italia che adesso gli fa un fiolo mezzo. Sì. Allora se Va bene. finisse i migranti, no? Sì. Solo quando si finisse proprio tutto, allora finisse anche la Pipetta. E il nostro italiano adesso diventa anche patrimonio culturale del Rio Grande do Sul via Vilso Covati, Silvana Covati E assemblea. e Assemblea Legislativa. Tutti i deputati che hanno incamminato, l'Assemblea Legislativa che ha detto di sì, adesso gli manca solo che la governadoria da Crucius dargli anche a ella questa legge. No, Sanzionare la legge. Del vice governatore, no? E allora? Non ti occorre l'approvazione del vice governatore, no? No, non mi occorre mia de Feijó, no. Se no lui sarà contro, sicuro, no? Ma Non lo so. bisogna che ti tiri a recce a tutti quei che ti ascoltano, quei vecchiotti che sono lì a casa che si mette a parlare portoghese perché ha vergogna di parlare italiano. Bisogna che sia una storiatora lì dell'Italia Sì. che mi ha intervistarmi l'altro giorno. Dice, ma su cosa che te ho dell'italiano tutti dicono che sparisse. Ma porra Mona, ho detto sparisse cosa? Quando tutti dicono che una cosa sparisse è perché gli vuole bene, gli vuole rincuorarla, gli ha nostalgia. Allora che cominci a tornare a parlare e che anche cominci a insegnare ai bambini. Sì. E delle volte si travia quel che si va a casa, dopo si va in cerca
distante, con tanti soldi, con tante spese, fatti di bauchi, di scimmie, per imparare quelli che ti avevi in casa. Impara la lingua che la Gabel ancora del cicciare di mamma, l'ha imparata, e adesso si mette, ma questo non giova niente cosa. Vai in Italia sapendo italiano, non vai in Grecia sapendo italiano, vai in qualche posto che parla una lingua latina, ti insegna una lingua latina di più. È vero. Era di dire un altro di che una maniera di parlare là in Egitto va a parlare italiano. Sicuro la radice accompagna, ti metti quante piante di caccari, per esempio, che se quei ne sai e quei no, tutti è caccari, tutti con la stessa radice, se solo innestarghi su quel che occorre. E allora i ragazzi per via della nazionalizzazione del Stato nuovo, la proibizione di parlare italiano, lingue straniere, e penso che sia adesso una pianta che non serve. Innestarle adesso è mostrare il valore culturale che abbiamo noi nel mondo, sapendo parlare la nostra lingua familiare. Questo che è più importante. E anche se devo partecipare, scusa domando in aria, perché l'Università di Cacios Sul devo fare l'inventario. Sì. Se devo partecipare di questo inventario? Mi ha mandato un'email domandando materiale, cose del genere, e l'email non aveva neanche nome. Allora mi ha detto che voleva sapere una persona per fare collegamento con quella persona e che vedesse che il materiale che io correa che mi lo mandava, e più rispondesse niente. Ma non è importante essere in collegamento, importa che faccia questo lavoro e lo faccia bene. A me dispiace questa, ma va bene perché l'università, tutti sa che aveva due possibilità, che era via l'IPOL, che è istituto là di Florianopolis, di linguistica, dove sono i conoscitori di diverse lingue in Brasile, ma anche con l'università. E l'Istituto Patrimonio Storico ha detto che l'Università di Caxias do Sul è quella che farà l'inventario del patrimonio dell'italiano, come anche della culinaria. Sì, come la Vitalina Frosi, che la ormai mettesse in fonemi l'italiano, la Cleo di Spiazza e dopo Posanato, tutta gente che sa lavorare la cultura, non c'è problemi. E intanto che loro fa questo, noi facciamo altro lavoro, e allora adesso due lavori per la cultura. E te che parlare che fa anche un'inchiesta della culinaria. Statore d'Italia se venisse qua a dire che la ricerca sulla culinaria. La domanda, ma qua perché che dopo la mia il primo, secondo, terzo piatto? Sì. Ma va là, ho detto, quando se venisse d'Italia ringraziava Dio che avesse che un tocco di pan, un tocco, un pochettino di mosa per mangiare, qualche verdura nostrana e niente più, che aveva primo, secondo piatto neanche per mettere in tola. E Walter, dico, in Italia quanto avevo questo mestiere? Allora ho detto, ma guarda, una bella domanda, mai fatta a me, ma adesso mi tocca farla. E allora che ho detto, culinaria italiana esiste e non esiste. Esiste una teoria di culinaria italiana, una tradizione, un gusto. Ti fai una cosa col pesto, ti piace lo ti? Sicuro che ti piace. Col bacon, ti piace. Con qualsiasi carne di porco, la ti piace. Sì. È diverso di neanche a tutti che piacerà il churrasco, perché è una cosa che si viene sarendo dopo. Ma idee di tipi di condimenti, di consiglieri che sono interamente degli italiani, che con qualsiasi cosa lo ritrasforma in un gusto italiano. L'italiana, la culinaria italiana è una idea e un gusto. Penso che avevo proprio ragione di quella. Perché i radioascoltatori non sanno, ma là in Italia fa il primo piatto, dopo il serve il secondo piatto, il terzo piatto, alla fine il quinto piatto.
È una frescura quasi. No, c'è una maniera di loro rifare, Fifo. Ma no, anche qua abbiamo solo che un piatto, né? Perché quando che sei qua si mette il rento di mangiare, una volta era capita. Sì, per tanta gente ancora. Con i 3 piatti dell'Italia, quando vedi il terzo che è 2 forzinate di pasta, per esempio, sì, non fa neanche come l'aperitivo nostro, tutto insieme. È vero. Sì, perché si serve sempre poco a poco, né? Sì. È un cerimonial di pido che è proprio cattarsi il gusto di mangiare. No, anche che diamo libertà al stomaco che fai quel che vuol lui, che diamo da mangiare finché vuole. Va bene, Rovillo. Dopo che si freghi altri.